Eccoci qui, ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornati a voi. E questa sera 7 Days to Die Undead Legacy, ovviamente, come da grafica, titolo e larghe anticipazioni. E cosa andiamo a vedere? Beh, diciamo che la base è cambiata un pochino, sono riuscito ad ampliare lo storage, quindi le casse dove mettere dentro la roba, e per vostra informazione questi box contengono decisamente più di questi box, quindi sono 1, 2, 3 righe versus 1, 2, 3, 4, 5 righe, quindi sono 2 righe in più di materiali, quindi non male, non male. Dove le facciamo? Al nostro Carpenter Stable, le vediamo qui sotto, storage, cardboard box, con un po' di, un po' di legno della carta e del nastro adesivo. Quindi ovviamente hanno la resistenza che hanno, però sono meglio di queste cose qua. Quindi questa è la nuova base, no scherzo. Prima di andare a prendere una vera base cercheremo di ampliare un attimo questa catapecchia qui, abbatterò dei muri e metterò un po' di storage in più e magari anche un recinto qui per bloccare fuori gli zombie che dovessero zombarci addosso, in modo che siamo un po' più sicuri di notte ed eventualmente magari faccio una tettoia o qualcosa dopo vabbè dai, lo vedremo dopo cosa andare a fare per espandere questa base. Sono riuscito a fare finalmente anche la Blacksmith Forge, sono dovuto andare a prendere una roba semplice, bastava solo prendere i materiali, metterli nella fornace, fare i lingotti e dopo fare quello che mi serviva qui. Il prossimo step, prima di andare, cioè dopo andare a fare le missioni, sarà di completare Advanced Carpentry, in cui noi dobbiamo fare una Carpenter Stable al tier 2. Cosa mi serve per farlo? Tengo premuto E, vado su Upgrade, questi sono tutti i materiali, 200 Research Data e non poco, 10 pezzi di carta e vabbè, 40 wood, 40 tronchi di legno, che non so cosa servono 40 tronchi di legno per un tavolo, però vabbè è così, 20 branches, quindi 20 rami, e 100 assi di legno, vedete i numeri sono proprio fuori scala, una cosa, non lo so, secondo me gli sviluppatori in questo modo dovrebbero cominciare a considerare, perché mettere numeri così alti non aggiunge effettivamente niente al mod, è solo tempo perso a scassare alberi e andare a scavare il terreno. Comunque non preoccupatevi perché ho già praticamente preparato tutto. Anche diciamo che fare queste due è stata la parte un po' più rognosa, quindi non ha senso mettermi la rogna qui, mettetemela qui. E anche qui non è stato facile. Guardate cosa devo fare per fare una Carpenter's Axe. Ok, giusto per dire. Ho dovuto sbloccare la recipe con una gozzilionata di altri materiali e una volta che l'ho sbloccata devo fare addirittura 15 iron plating. Cioè, allora, io voglio dire, per fare un'ascia non vi serve uno stack di ferro, ok? Vi basta una billetta, un lingottino, ok? Con un lingottino ne fate anche due di asce. Le martellate bene, le separate a metà, le schiacciate, le aprite, le separate a metà, gli fate il buchetto e gli infilate dentro eccolo qua, il manico, ok? Detta così è detta così. Ciao Lena, benvenuta, benvenuta. Nel momento in cui stiamo descrivendo come costruire un'ascia, ok? Quindi, una volta fatto il foro, qui si infila il manico nel foro, ok? Alla fine è sempre quella, si torna sempre là. Per il resto, dai, andiamo avanti, dopo queste descrizioni un po' così rocambolesche. Andiamo a fare un po' di missioni nella prima parte della serata. Spererei di riuscire a raggiungere le prime 10 missioni, vediamo cosa ci dice. Un po' di missioni le ho fatte così off camera. Ah, tra l'altro sono anche andato un po' avanti con la build a rocchio. Sto puntando un po' su Fortitude, ma vedete sto mettendo anche Archery, cosa che non faccio praticamente mai, ma diciamo Perception e Fortitude saranno le due... diciamo i due tratti principali che andiamo. Il tutorial per fare un'ascia ci sta tutto, grazie Andrea, grazie Andrea. Poi magari un giorno, non lo so, quando mi metterò a fare cose in giardino aprirò anche un canale di boh, io faccio cose, quello che sia. Comunque, come vedete non serve aprire
L'ho detto di nuovo, come vedete, non ci posso credere. Comunque, non serve aprire completamente le porte. Appena si arriva più o meno al momento in cui si aprono, si può tranquillamente passarci attraverso. Questo gioco funziona così. Non c'è collision detection mentre la porta si apre, se non da un certo punto in poi, da un certo punto poi indietro. Allora, vediamo il suo inventario cosa possiamo comprare. Niente, perché non ho portato le cucuzze con me, quindi senza cucuzze non si compra un bel niente. Mi piacerebbe prendere questo First Aid Recipe per potermi fare queste in modo da bruciare un po' di queste, però vedremo dai cosa ci riserverà il gioco. Come funzionano le missioni dentro Undead Legacy? Allora, i vendor sono diversi, sono tutti POI custom fatti dagli sviluppatori del mod, devo dire che li hanno fatti proprio bene, come abbiamo visto. Ok, mi sono salvato in corner e abbiamo più di un vendor, questo ci dà le missioni, questo ci vende roba e basta, ok? Quindi tutti e due vendono cose, ma questo ci dà le missioni. Quindi do you have any jobs? Andiamo a fare qualcosa di non troppo distante, quindi no, no. Questo è più vicino, ok. E ci dà anche un bellissimo screenshot, adesso penso sia stato preso abbastanza male, di questo posto. Quindi possiamo anche vedere un attimo dove stiamo andando oltre la descrizione. Che io voglio dire, nel gioco vanilla, per esempio, prendiamo questa country house, ecco qui, vediamo uno screenshot del POI. Probabilmente quel POI ha un posizionamento strano, per cui lo screenshot automatico, l'impostor o quello che sia, non è venuto bene. Comunque, se io voglio dire, se un modder riesce a fare queste cose, il sviluppatore originale dovrebbe solo che sotterrarsi, ok? Allora, do you have any job? Prendiamo quello più vicino, farm 12, accettiamo la missione e partiamo per la nostra prima missione. Mi raccomando, viaggiate sempre più leggeri possibili prima di andare a fare le missioni. Ho dei liquidi, sì, e ho anche dei solidi, perfetto. Ci mancano solo i gas, non preoccupatevi, i gas arriveranno appena ci nutriamo dei soldi. Ok, di solito così almeno. Bene, 380 metri da fare a piedi correndo in mezzo alla fog. Ok, o come si dice qui nel Veneto, nebbia a banchi, o tradotto fog at desks, se trovate qualche inglese a cui dovete tradurre nebbia a banchi. La diretta stasera sarà fenomenale, abbiamo proprio cominciato proprio male, molto male. Ok, dopo queste battutacce andiamo avanti. Non c'è niente se non foresta, legname e zaini buttati lì in mezzo alla foresta. Non ho mai capito come mai, però delle vitamine prese così dallo zaino non fanno male. Ok, questo mi dà l'occasione ovviamente di rifornirmi di uova. E so che in questo mod più avanti dovrebbe esserci anche la possibilità di fare un pollaio. Quindi hanno aggiunto veramente un sacco di cose che alla fine i giocatori chiedono agli sviluppatori del gioco originale. Perché non possiamo, non so, coltivare dei polli? Sì, coltivare dei polli. Allora, tra l'altro ho anche trovato una bellissima nuova polar. Guardate quanti pochi danni fa a questi zomboidi. Ok. Se qualcuno poi mi dice come si fa a coltivare dei polli, non lo so. È una cosa, è un mistero del gaming. Non so, piantate l'uovo per terra e nasce la pianta di polli. Ok. Ok, buttiamo su un po' la skill in arceria. Come ho fatto a mancarlo non ne ho più pallida idea. Cioè, guardate che roba. Ditemi che... Cioè, come ho fatto a mancarlo? È là. Ok. Boom. E via. E Arrocchio colpisce ancora. Prima o poi la faremo la diretta proprio intitolata Arrocchio, ve lo dico già. Tra l'altro, così tanto, stasera sto in forma, sono potentissimo stasera, mi sono mangiata una bella bistecca prima e sono potente stasera, ho i pugni nelle mani. Ok.
Ok, l'avevo anche concussionato, quindi... Oh yeah, bene. Oh, guardate un simpatico tizio qui. Ok, sempre prendere loot prima di andare sugli zombie, mi raccomando. Ok. E l'audio in cuffia, scusate, l'audio di questi cicciopanzoidi com'è? Ok, Brawler è aumentato a 21, non è male, non è male. Io mi abbasso un po' l'audio in cuffia perché non mi sento neanche quando parlo, quando sono in combattimento. Allora, ok, a posto. Regolato il volume delle cuffie. Come siamo messi? Cibo e acqua siamo messi bene. Dai, siamo quasi quasi arrivati alla base. Che poi sinceramente, oh Dio, ho capito che POI è. Allora, possiamo fare sempre il double looting, quindi possiamo entrare, saccheggiare tutto il posto, uscire, premere il coso, resettare il POI e ricominciare. No, non ho sinceramente voglia. E quindi andiamo lì. C'è un barile con della birra. Andiamo a prendere la birra. Perché andiamo a prendere una bottiglia di birra? Perché sbadinga, ce la schiaffiamo giù, ci intossichiamo bene e andiamo giù di birra. Perché guardate che potenza ci dà la birra. Se andiamo a vedere le statistiche del nostro personaggio, ecco, siamo buzzed e nice buzz. Brawling damage più 300%. Quindi se fate una build brawler portatevi sempre della birra con voi, perché è una manna dal cielo. Ok, non vi serve neanche proprio mettere le armi, perché proprio a mani nude, a nocche nude potete fare veramente i disastri. Il problema è questa visione tutta offuscata, ma prima o poi troveremo un libro che ci toglie anche questo effetto, quindi ok. Non è bello da vedere, immagino vi possa dare un po' fastidio, ma peccato, che ero già pronto ad abbatterla sta porta, invece era aperta. Come spesso tra l'altro succede nelle sessioni di Dungeons and Dragons, quando c'è il gruppo di giocatori che trova una porta chiusa, cominciano ad armeggiare con la serratura, cominciano a chiamare il ladro, vedere chi ha le skill, chi ha le cose per scassinare la serratura. Arriva il giocatore, quello oh yeah, e apre la porta e la porta era aperta. Perché i giocatori in D&D, sappiate, non provano mai ad aprire le porte. Ok. Prima. Tra l'altro devo mettere anche i perk per far durare di più i buff, se no finiscono troppo presto. Vedete che differenza che c'è nei pugni senza la birra. Quindi diventeremo... Ok. Diventeremo una build cirrosi epatica o qualcosa del genere. No, no. Oh, per fortuna. Non è bello cadere giù. Ok. Gli abbiamo fatto fuori anche il braccio. Ui. Tra l'altro ho guardato cosa mi serviva per fare l'arco successivo, davvero un casino anche quello. Mi servono un sacco di cose e non le ho ancora. Quindi mi serve proprio del loot specifico. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo uccidere gli zombie dell'area. Questa cosa che gli zombie sono sempre dentro questi armadi è proprio brutta. Sì, fa parte proprio delle cose che la gente si è sempre lamentata di questo gioco alla fine. Che vabbè, i giocatori speravano che i dev sistemassero queste cose, invece i dev non hanno mai proprio sistemato una cippa di niente. Ok, un libro vuoto. Tra l'altro sono anche andato al bookstore. Vedete? Perché? 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 Cioè, basta! Cioè, questo trucco diventa vecchio dopo 5 volte che lo... una volta, 2 volte che lo trovate in game. Cioè, eccolo là. Vedete? La mancanza di potersi difendere, per esempio, dagli attacchi degli zombie. Non ho un tasto per bloccare. Cioè... sono cose che i giocatori domandano da sempre ai dev. E i dev cosa hanno fatto? Sempre spallucce e chi se ne frega. Che cavolo c'è qua? Vedete? Dai, dai, dai.
Facciamo un pugno io, un pugno te. Un pugno io. Un pugno te. Ah, mi hai mancato. Un pugno io. Mi hai mancato. Un pugno io. Un pugno io. Un pugno io. Ai! Un pugno tu. Mi ha preso. Là. Accuccia. Acqua. Acqua, acqua, acqua. Ok. Ma chi cavolo è? Allora, ne parlavamo anche l'altra volta. C'è una cosa che mi manda ai matti. Gli zombie che da fuori vi sentono di più che non gli zombie da dentro. E che sinceramente in questa partita, questo mod vi consente di disabilitare una cosa odiosissima che hanno fatto. Che hanno fatto i dev, che si chiama Feral Sense, cioè gli zombie che vi annusano da 3 km di distanza. Disabilitatelo. Ok, perfetto, grazie ragazzi, ho visto ora il feedback sull'audio, ottimo, dai, sono contento che va bene. C'è altra birra. Birra! Birra. Ok, allora facciamo così. E ne teniamo una qui, just in case ci servisse. Sì, potrei fare anche... No, che ho fatto? Che ho fatto? Che è sta roba? Dove l'ho trovata sta roba? Questo è un po' un problema dell'inventario così verticale, ogni tanto vi perdete le robe sotto. Sapevo neanche di averla trovata quella roba, vabbè. Vabbè. Ok. Cosa abbiamo trovato? Powered Spike Track. Trap, no, track. Vabbè, usiamola, non ci pensiamoci più. Ok, quindi qui abbiamo questo. Boh, questo posso anche buttarlo via, non mi serve. Ok, quanta acqua mi dà? 20. Ok, beviamo un sorso d'acqua. Non fa mai male. Ok, riprendiamo i nostri pugni nelle mani e torniamo dentro a finire di ripulire questa catapecchia. Ok. Allora, qui abbiamo già fatto fuori una bella quantità di zombie. Ok, interessante, c'era un buco. E quindi così, dai, andiamo a finire anche questa missione abbastanza velocemente. Ah sì, l'abbiamo già finita tra l'altro, perché ho già Return to Trader, quindi potevo anche andarmene, però ovviamente non posso lasciarmi indietro questo loot. Quindi dicevo, cioè, Fan Pimps, in 10 anni non siete riusciti a fare quello... non siete riusciti a fare quello che... Hunter Zurnia, Wolves... 10% più danni contro i lupi. Why not? Questa ce l'abbiamo già, possiamo fare già le frecce esplosive. Dopo quasi quasi le facciamo e vedremo come funzionano. Ok, qui prendiamoci la calma che ci dobbiamo prendere. Questi, ok, facciamo così. Ok, qua siamo a posto. E qua non c'è nient'altro da prendere. Questa porta è locked. Ok, una sedia. Quella porta è chiusa ed è fondamentalmente questa. Bene. Missione compiuta, altro da fare non ce n'è. E come sempre, gambe in spalla e torniamo velocemente dal nostro ciccio panzoide amico trader. Ok, no, non c'è più birra, virus. Prendi e vai. Che tra l'altro ho anche già trovato la recipe per fare il luppolo. Quindi prima o poi metteremo su anche una bella birreria. E per questa build farming un po' serve. E guardate... Ma... anche a te. Ciao. Posso scassarlo con un bicchiere? No. No, non posso tirargli un bicchiere, ma posso tirargli una cannonata sulla nuca. Ok, bene. Un altro libro. Intanto raccolgo queste pietruzze da terra, non si sa mai. E anche nella munnezza sparsa in giro a terra, insomma, boh.
Una piantina di patate, che bello, posso piantare le patate. Comunque dicevo, nel track di questo coso qua dovremmo avere anche... no? No, scusa, dov'era? Ah, qua. Living of the Land sotto Perception, eccolo qua, eccolo qua. Quindi questo più questo si sposano bene. E come dicevo, la build brawler è un po' un casino da fare, anche perché poi dovete decidere se usare, dovreste usare armature pesanti, sinceramente, perché ne pigliate di sassi in faccia, in qua e in là, quindi soprattutto quando gli zombie cominciano ad essere parecchi, quindi non lo so. Agility con parkour almeno a livello 2 è una cosa che consiglio a tutti di mettere, però ovviamente arriverà dopo. Quindi per il momento purtroppo siamo un po' limitati in questa cosa. Se facessimo una build survivalista, quindi sempre perception, però agility, allora avremmo già parkour e un sacco di cose fighe. Però servirebbero dei guantoni chiodati. Mi sa che ci sono, ma ho anche qualcosa in base che è meglio delle mani nude comunque. Guardo un po' di potenziali nuove case. Il problema che dicevo, per quello estenderò quella villa, cioè scusa, quella baracca, invece di andare a prendere una di queste villette. Ok, eccoli qua. Ok, per esempio sono questi, e questi sono quelli vanilla, poi non so se ce ne sono altri aggiunti dal mod. È che se io voglio fare il land claim block ho bisogno della artisan table tier 2. Quindi ovviamente sarà il prossimo step della diretta. Quindi finiamo un po' di missioni velocemente, vediamo se riusciamo ad arrivare lì. Perché effettivamente sì, potrei fare un Artisan Table level 2, vediamo cosa serve. Ok, quindi facciamo un paio di missioni. 14.36, sì, dovrei poterne prenderne un'altra. Mouse, torna in te. Ok. E adesso vedrete il discorso del trucco delle porte. Si sta aprendo, ma posso passarci attraverso prima che finisca l'animazione di apertura, perché non c'è più la collision detection, quindi piccolo trucchetto. Ok, hey, anche a te. Oh, weighted. Let's trade. Guardate cosa facciamo qua. Ok. Allora, intanto, do you have any jobs? Porca zeppola. Vabbè, mi tocca fare questo coso qua. Alright. Ok, ma guardate cosa possiamo fare a questo punto. Modify e posso mettere un'incudine nelle mani. Ok, quindi adesso i nostri Knuckle Wraps, Fist Weapon di livello schifo, ok, hanno un'incudine qua dentro, ok? Cosa ne pensate? Ok, purtroppo peccato che non ci sia nulla di visivo graficamente di questa cosa. Vediamo di chiudere le porte. Ok, e andiamo velocemente al prossimo punto, perché adesso cosa facciamo? 15.13, dovrei essere in grado di fare quella, tornare in base, vedere un attimo cosa mi serve per il prossimo step e nella mattinata dopo cominciare a tornare a consegnare la missione al trader, prendere una nuova missione e andare a prendere quello che ci serve per fare l'Artisan Table di livello 2. Anche perché devo potenziare anche un'altra cosa. Allora, visto che qua stiamo diventando, ci stiamo inciccio-panzonendo, allora beviamo un po' di caffè, mettiamo un po' di stamina nelle vene. Che poi c'è un altro tratto che devo prendere sempre da Agi, mi pare, che è cardio. Quindi vedete, agility, principale, secondaria, cioè serve tutto per la build brawler. È una build veramente potente, però diventa figa da un certo punto in poi. All'inizio fa un po' di fatica ad essere efficace, perché non potete focalizzare su troppe cose, ok? Più che altro la build a rocchio, perché se volete fare la build brawler e basta, diciamo che la parte perception ve la potete anche scordare, a parte un paio di punti in qua e in là.
che più o meno quello che sto facendo io, però porterò avanti comunque un po' archery e un paio di altre cose, perché mi servono. Allora, 180 metri, intanto blatero, mentre l'incudine manuta si dirige verso la sua destinazione. Posso prendere qualcosa da questo camion? No, è locked, quindi è sigillato, è locked. Oh, devo fare anche attenzione un po' al peso perché, appunto, sto cominciando a trasportare un po' troppo peso. Questo non mi serve. Ok. Questo cosa sono? Peggio di quelli che ho, buttiamoli via. Questo per il momento non mi serve. Ok, alleggeriamoci un pochettino. Ok, anche questo per il momento non mi serve. Magari me ne pentirò in un secondo momento, cosa volete, ma per ora non mi serve. Tra l'altro mi è anche venuta una uber fame. Oh, che bello. Proviamo i nostri nuovi pugni con l'incudine. Ecco. 1, 2, 3. Decisamente meglio. Pensate se ci caliamo una birra che ci dà il 300% di brawling damage. Un sacco di research data in questo momento. Però c'è uno zombo. Questo era abbastanza strong, ve lo ricordate? Ok, riusciamo a stordirli bene. Ah, dai, non male, non male, non male. Allora, prima di procedere però andiamo a fare questa cosa. Usa. Ok, così finalmente me la levo dai maroni. Scrap e scrap, un sacco di research data. Bene, i vagoncini di Mo Electronics sono... Un'incudine può essere interessante, sì. Sì. Ok, ho trovato un'altra recipe. Oh, altre cose interessanti. Allora, sledgehammer. Ok. Usa, diventiamo più bravi con i martellozzi. Non mi frego che è l'exploding arrow. Usa. Posso usarlo ancora? No. Scrap dovevo fare. Perché ho potuto leggere? Vabbè, non lo so, non lo voglio sapere. Mi dà comunque un bonus. Boh. Un'incudine tra i denti. Sì, assolutamente sì. Perché... Oh yeah. Bam! 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 Ciao! Schiaffetto. E giù. Dai, andiamo veloci perché sono già le 17. Non ho tempo da star qua a gingillarmi con questo POI e via discorrendo. È un POI tossico perché è pieno di mostri nascosti. Quindi dovremmo giocarcelo un attimino, ok? Nel ginocchio, nel ginocchio. In faccia. In faccia, ok. Ok, anche mostri che non servono arrivano a salutarci. Boh, in faccia, via, guarda. Bene. Wow! Doppia decapitazione! Ho visto un libro interessante. Allora, mentre che facciamo queste codeste cose... Ok... Possiamo andare anche a beverci un caffè. Caffè. Dov'è la bottiglia di caffè? Oh, eccola qua. Perché mi aumenta la staminchia. La stamina. Sapete che... Che ci fa una... Ah, per il lavandino. Pss, vabbè. Ok, dai, virus, non hai tempo per il looting. Dai, muoviti ad andare a coppare tutto quello che si muove qua. Magari ci torneremo in un secondo momento. Oh, che pallottole, che pallottole, che pallottole. Toc toc. 2 anni per aprire una porta. Beh, visto che siamo qui faccio vedere anche una cosa che hanno fatto questi ragazzi a differenza dei dev originali. Abbiamo anche il gioco dei lucchetti, ok? In stile Skyrim, ok, quello che sia.
molto simile, se avete notato, cioè, sì, scusate, Skyrim, Fallout, quei giochi là, ok? Quindi molto più in stile, in sintesi, in simbiosi con Fallout, perché ho cambiato arma, non lo so, e però è bello, ci sta, cioè, se non avete abbastanza livello non potete neanche pensare di mettervi a scassinare quel lucchetto e cose del genere. Dove cavolaccio? Ah, ok, c'è anche il tetto da ripulire. Vedete, dopo un po' il gioco vi mette anche un puntino giallo per dove andare. Quindi voglio dire, in 10 anni i dev non sono... Oh, un po' di calo di prestazioni in questo momento. Stiamo anche streamando, quindi un po' comprensibile come cosa. Dicevo, oh, abbiamo finito la missione, però il loot questo lo prendiamo. Dicevo, in 10 anni, miei cari dev di Fanpimps, cioè, è una vergogna, eh. Questi modder vi stanno svergognando in una maniera incredibile. Cosa cavolo stanno facendo i dev originali? Cioè, dove hanno la testa? Va bene, certo, ovviamente portano avanti il gioco base, fixano determinate cose. Old pad. Ok. Possiamo prendere... Beh, dai. Perché no, ragazzi? Perché no? A momenti mi rompevo una caviglia. Ho deciso di prendere un rischio. 18,40. Ok. Andiamo di tirare una... Andiamo a remare gli zombie. Uno, due, dai, looting. Ok. Bam! Bam! Allora, non lo userei mai come arma principale, però è divertente, cacchio. Ogni tanto ci sta andare a prendere a badilate così nei denti gli zombie. 300 metri da fare a piedi. Ok. Arrocchio si trasforma in Forrest Gumpo. Sentite come si lamenta il PG. Ok. Tanto che recupera la stamina, possiamo fare così, così, e andiamo a sgarugnarci giù un'altra bozza di... Cosa abbiamo trovato? Handguns. Ah, ok. Diventiamo più bravi nelle handguns. Non sbagliate facendo scrap, mi raccomando. Dead Rising, esatto. Esatto, mamma mia quanto... Cioè, mi mancano quelle meccaniche di quel gioco là, dove mettevate insieme le cose più impossibili e via. Che poi, cioè, è quello che secondo me dovrebbe essere un po' un gioco di sopravvivenza di questo tipo qua. Sfruttare l'inventiva, che ne so, prendere un palo di legno, buttargli dentro due chiodi e fare un palo chiodato, poi magari, non so, trovate una sega, gliela attaccate in parte e avete il palo chiodato più la sega, cose del genere, cioè... Queste sono le meccaniche che ci piacciono, che ci consentono di sfruttare il loot del gioco, dare, insomma, sfogo alla nostra creatività e divertirci ad azzannare gli zombie nei modi più impensabili o quello che sia, insomma. Quindi direi che... No. Cioè, alla fine il gioco è divertimento. Fateci divertire, Dev. Adesso cosa prendiamo? Ah... Che brutta icona che hanno usato per questi proiettili. Da cosa sono? 9 mm, ok, sì, assolutamente questi. Oh, abbiamo finito la nostra prima serie di missioni. Cosa ci danno? Dura decisione. Helmet light o bicycle parts? To help craft the title vehicle. Vabbè, questo più o meno ci arriveremo. Vediamo che cos'è questo. Ok. E poi hai ogni special job e apriamo le trade route. Ok. Nevermind, perfetto. Allora, le missioni le abbiamo finite. Guardate che belli quei cosi. Ci arriveremo un giorno a farli? Non lo so. Ok, quindi, oh yeah. Allora, adesso andiamo... perché un calo prestazione, un drop di FPS allucinante. Non capisco perché, vabbè. Vedete, almeno se non inserite queste meccaniche e lo fate fare in mod, cari dev, almeno ottimizzate il gioco. Cazzabubbole. Ok, vabbè. Allora, non siamo neanche troppo distanti dalla nostra catapecchia e adesso torniamo indietro
a sistemarci. Sale il sonno anche a me. A sistemarci per la notte e appunto a finire un po' le cose che dobbiamo finire. C'è qualche zombo qua dentro? Siamo out of stamina. Non riusciamo neanche a salire le scale. Cioè. Bam. Vediamo il power attack. Bam. Cominciamo a fare un po' di danni, dai. Qua ha respawnato il loot. No. Ok. No, no. Peccato. Oh signore, anzi. Allora, avrei voluto portare quest'arma alla distruggizione totale prima di distruggerla io ma mi sa che facciamo scrap e non ci pensiamo più. Ma con quei mietitori lì che c'erano lì sotto vai in giro e spari a tutto. Esatto. L'obiettivo è proprio cercare di capire se si possono usare quei cosi o meno. Ok, andiamo a prendere le nostre 3 patate che sono finalmente cresciute qua. Ok, allora e questo lo raccoglierò quando sarà pronto questo, in modo da poter raccogliere un po', diciamo, tutto assieme. Vediamo se posso mettere da parte qualcosa qui. No, non ancora. Ho scoperto tra l'altro un'altra cosa meravigliosa che hanno fatto i modder. Guardate, move all stackable items from backpack to container. Quindi tutto quello che avete qua, che avete anche qua, clic e lo buttate dentro, ok? Ovviamente dovete farci un po' di attenzione. Me magno la bistecca. Ok, allora questo facciamo così intanto per il momento. C'ho altra roba. Allora, tuk e tuk. Boom. Ah? Ma che bella è questa feature. Scrap S. Cioè vabbè. Io vagabondo che sono io, parole non ne ho più per descrivere queste cose. Non ho più spazio. Non ho più spazio per mettere via niente. Allora, tuk. Ok. Vediamo se possiamo mettere via in automatico qualcosa. Qui sì, un sacco di roba. Possiamo fare anche così. No, erano qua, sì. Ok, no, vedete, queste non si staccano una sull'altra, quindi devo metterle una in fianco all'altra. Ok. Qui mettiamo via un po' di colpi proiettili. Vedete com'è facile perdere la bussola dentro questi inventari. Ok, 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 ok. Vedete qua, yes. Giusto, allora. Facciamo che spostiamo queste cose da di qua a di qua. Così ci liberiamo di un altro po' di roba. E anche le patate le mettiamo qua. Ok, questi li mettiamo qui. Abbiamo anche un po' di soldini, Non dimenticatevi di andare dal trader con i soldi, perché se non li avete siete fregati. Errore tipico e comune che si commette praticamente sempre. Ecco un farm bundle ho qua. Bene, 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 bene. Quello l'ho trovato su un airdrop che è arrivato giù l'altro giorno. Qua, ok, baton parts e avanti. Per fare l'albero ci vuole il seme. Allora, ok, come siamo messi? Cibo si è messo abbastanza bene. Allora, apriamo questo bicycle parts, vediamo cosa c'è dentro. Allora, una bicycle wheel, una bicycle handlebar recipe e una bicycle wheel recipe. Quindi non ci sono più solo le ruote generiche e via. Allora, ma non è che con la God Mode puoi vedere poi se esistono? Penso di sì, magari entrando in Creative Mode. Magari un po' più avanti potremmo fare una diretta, una volta impostato il loop di gioco e via. Che poi è un po' questo tra l'altro, però volevo provare a cavarmela un po' così. Allora, usiamo questa recipe e usiamo questa recipe. Vediamo qua tra l'altro cosa mi serve per fare una bicycle, no, una bike,
bike. Ah, non la chiamano bicycle. Americans. It's bike. Allora, mi serve il bicycle frame, che non ho. Ok. Ah, biotics. Però potrei costruire questo bicycle maintenance. Questo posso farlo anche subito. Ok. Vedete, bicycle e bike. Decidetevi, Dev, decidetevi. E potrei in teoria andare a requisire una bicicletta quando faccio bicycle maintenance. Perché no? Allora, dopo facciamo questa cosa qui. Ok, adesso cosa voglio andare a fare? Voglio andare a fare il primo upgrade della Carpenter's Table. Mettiamo questa cosa come attiva. Andiamo a vedere di nuovo cosa mi serve tutta questa cosa qua. Allora, per fortuna che ho preso un po' di research data prima. Allora, 40 di questi, 100 di questi, 10 di questi. Questi non so se sono giusti o meno. Questi neanche questi. Questa assolutamente e anche questi credo. Questo e questo non mi servono. Però devo raccoglierli, ok? Sì, ho tutto quello che serve. Però la workstation non è empty e quindi devo andare a fare così. Ok. Pronti? Rullo di tamburi e andiamo a fare l'upgrade di questa station. 3, 2, 1, ta ta ta. Stazione aggiornata. E guardate che bello. È anche visivamente più bella. Nel tier 2 cosa possiamo fare? Ok, abbiamo completato anche appunto la missione Advanced Carpentry. E cosa possiamo fare nella tier 2? Non lo so. Weapons and Tools. Ah, posso finalmente fare anche l'hunting bow. Guardate che bello, però mi servono 5 crossbow parts che non posso fare, posso solo trovare o comprare, quindi looting e amen. Vabbè, vedremo come andrà. Quindi anche qui posso fare armi un poco più avanzate e altre cose. Wood storage, finalmente posso essere in grado di fare un wood storage, quindi qualcosa di meglio. Allora, a questo punto facciamo questa cosa. Branch. Questo sì, è un uso un po' improprio della workbench, lo so, ma non vogliatemene, non mi interessa. Sto stracolmo di roba e devo svuotare un po' di peso, sinceramente. Questa la rimettiamo qua, il doppio martelloide lo mettiamo via. Dovrebbe essere questa la chest. No, eccoli qua, vedete? Ne ho 2 di questi cosi. No. No. Qua dentro, no? Ma... ah sì, qua. Ok. Oppala. Allora... ah, i book li sto mettendo qua. Buono a sapersi che mi ricordo. Sì, ho capito Andrea. Beh dai, dopo vediamo magari. No, me lo tengo di riserva per fare un creative mode magari la prossima volta. Dai, perché no? Perché no? So che la vostra curiosità è tanta, la mia è altrettanto grande come curiosità di arrivare a fare e a vedere quelle cose. Tra l'altro anche Zona K47 me l'ero completamente dimenticato. E tra l'altro ho trovato anche uno scrap shotgun a cui ho già messo un barrel extender, non è un silenziatore. Che non so a questo punto se sostituire questa pistola con quello, ma guardate quanto pesa. Andiamo a vedere un po' il peso all'inizio. Mod condition, damage, magazine, fire rate, ammo, material. Quanto pesi? 0,85. Tu quanto pesi? 5,25. Quindi direi che come arma da fuoco per il momento teniamo la pistol. Absolutely. Ok, dovrò fare un'altra chest per tutti i tool. Guardate con quanta velocità gli inventari si spammano e si comincia a necessitare un inventario più grande. Ok, allora, via anche questo. Sto pesando tanto, non so perché. Ah, ok, ho ancora due funghi qui da mettere via. Ok. Allora, modify. Ah, ok. È proprio di questo colore, via.
Ok, andiamo a mettere via questo. Andiamo a mettere via quello, quell'altro. Cos'è che mi pesa così tanto? Forse l'armatura che indosso, perché dovrei avere anche un pezzo di armatura pesante, se non mi sbaglio. Sì, eccolo qua. Guardate, pesa addirittura 3. Tantissimo. 0,35, 0,3. Però andiamo a riparare un po' di cose, dai. Allora, probabilmente mi serviranno questi e questi. Devo mettere lo scrap metal. Ok, allora andiamo a riparare questo. Cosa serve? Ah, del ferro per riparare un elmetto di plastica. Non male. Questo cosa serve? Giusto. Del tessuto. E questo cosa serve? Del tessuto. Ok. Allora, prendiamo quello che arriva. Rindossiamo il tutto. Ok, e mettiamo via le cose. Bene. Adesso andiamo all'Artisan Table e vediamo cosa ci serve per fare l'upgrade. Allora, 30 Iron Plating. Allora, 400 Research Data, i libri li ho, 80 Iron Rebar. Quante ne abbiamo? 27. Blacksmith Forge, ok. Un lingotto per fare questa cosa qua. Allora, quanti lingotti de ferro ho? Dovrei averne ancora, dovrei averne un po', che forse ho più o meno avanzato da prima. Ok, 23 Iron Ingot e 2 Iron Plating, quindi... nearby storage. AUG? Scusate, questa cosa non l'avevo vista. Se io faccio così e quindi raccolgo questo cloth sack, prendo questo cloth sack e lo piazzo qua, appettato a quella, e faccio così, e faccio così, e faccio così. No, ho sbagliato tutto. Non devo metterlo vicino lì, ma devo metterlo vicino qui. Ok, e faccio così. No, non lo vede. Nearby storage 0. Ah, ok. Vabbè, non importa. Comunque, abbiamo fatto il pin degli ingredients, quindi allora mettiamo subito i 10 book. Ok. Li avevo messi qua sopra, vero? Sì. Ok. E i 10 book li abbiamo. Concrete mix, cazzabubole, 50 me ne servono. Di concrete mix ne ho 20, quindi questo lo trovo in giro, devo andare a tornarlo in giro. Sand, vabbè, sabbia ne abbiamo più che a sufficienza. Ok. A posto. I bricks non è un problema, se non li ho li andiamo a trovare. 26, me ne servono 50, ok, non è un problema. Le big rocks, anche quelle, non sono assolutamente un problema, le ho quasi tutte. Ok. Ok. Adesso devo fare questi 80 rebar cosi. Non sono proprio 80, quanti devo farne? 27, oh, e vai. 23 più 27, ragazzi, quanto fa? Fatemi i conti e dopo ne riparliamo. 50 comunque. Sì. E non ho più Iron Ingot. E dobbiamo andare a scavare. Allora, mi serviranno un centinaio di Iron Ore da di là. E per andare a scavare tutto quel Iron Ore devo fare anche così e così, 1, 2, 3, 4 almeno, perché mi servirà parecchio cibo.
non posso fare dell'acqua. Perché non posso... Ah, perché l'ho messo via tutto qua. Ok. E facciamo anche dell'acqua. Ok. Ah, che casino. Che casino. Che casino. Che casino. Vabbè, che cibo ne ho comunque perché ne ho trovato un bel po' in giro. Quello che mi spaventa è il peso. Ah, anche i proiettili pesano, pensate un po'. E allora, visto che stiamo andando là, abbassiamo un attimo il nostro peso. Ok, dopo queste le scarico, quindi saremo ancora più leggeri. Praticamente tutto ha un peso dentro questo gioco, quindi non potete trascinarvi dietro proprio tutto quello che volete. Ok. Dopo ci sarà qualcosa da rivedere anche là dentro. Potrei fare così, dai. Porto dietro 2 soldi, non si sa mai. Questo non pesa più di tanto. Questi pesano. Non ho spazio. Non ho più spazio per mettere via niente. Ma va. Assurdo. Lo facciamo così. Ok. Eh sì, il vetro pesa più della plastica, c'è poco da fare. Quanto è finito? Sì, ok, quindi raccattiamo su tutto quello che abbiamo costruito. E nel frattempo si è fatta anche mattina. Oh yeah. Allora, Blacksmith Forge. E avevo fatto i conti giusti, ok, 50 rebar. Quindi mi mancano fondamentalmente 30 rebar. Ok. Sì, 50 su 80, quindi sono 60 iron ore più altri 120 de ferro. Babbabia, babbabia. Ok. Ah, mi serve un po' di questo. E mi devo portare dietro un po' di resina anche, comunque non posso lasciarla qua. 1, 2, 3, 4. Devo riparare un po' di strumenti. Allora, ripara il piccozzo. Cos'altro abbiamo da riparare? Anche i pugni nelle mani dobbiamo riparare. Sono a corto di pellame. Ma scusate un attimo, perché li avevo trovati. Dove cavolecchio sono? Eccoli qua. Brass Knuckles. Ok. Allora, questi e questi. Ok, direi che la differenza è lampante. Bene. Se io dovessi riparare questi, cosa mi servono? Oh, scrap brass. Ok, allora facciamo una cosa. Via questo. Complete. Via questo. Via questo. Scrap brass ne troviamo ovunque. Ok. No. Ok. E ripariamo questo coso. Boom. Modifichiamo questo coso e gli rimettiamo l'incudine nelle nocche. Ok, perfetto. Complete. L'unica rogna è che non posso ripararlo sul campo perché mi serve un repair kit. E allo status attuale i repair kit non li posso ancora fare. Devo ricercarli o trovare la recipe per farli. Quindi, come dicevamo prima, i soliti serpenti che si mangiano la coda. Però di scrap brass ne trovo a bizzeffe, quindi non vedo problematicità in questa cosa. Tra l'altro potrei mettere anche a fare questa cosa qua, guardate, se non mi ricordo male. Ok.
Non lo posso più fare? Riciclabile? Sì. Dove lo riciclo? Qua? Questa è una cosa che devo capire. Come riciclare questi cosi. Ah. Il mistero si infittisce. Ok, dai, basta. Chiudiamo porte e finestre e andiamo verso la nostra miniera de ferro. Sì. Andrea, scusa, ho visto ora la chat. Se per costruire una roba basica ti servono 500.000 cose, per quelli sì, molto probabilmente ti servirà veramente l'ira di Iddio. Ok, guardiamo se questa c'è una bicicletta riparabile. No, qui è una mini bike. Chicken, 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 chicken. Ah, l'ho mancato di un pelo. Maledetto pollo. Yes! Signori e signore, è arrivato l'arroutino. Si eseguono lavori di riparazione e affilatura coltelli. Signore, è arrivato l'arroutino. No, me le dico, me le rido da solo. Stasera sono pessimo. Siete autorizzati a fustigarmi digitalmente con le emoticons in chat. E proviamo questi cosi, vediamo come vanno. No, è già morto. Allora. Bam. Dai, non male. Direi che ci sta. Dov'è la miniera? Qua. Up. E ho fatto anche una cosa figa. Ho messo una torcia. Bene, iniziamo a scavare. Devo distruggere almeno 12 blocchi, perché ogni blocco mi dà 10 di iron ore. Ho fatto i compiti a casa. A Robin Hood. Robin Hood. Bene, ma quanto divertimento in questo momento. Allora, diciamo che non siete obbligati a scavare. Potrei anche integrare il crafting dei lingotti de ferro con tutto lo scrap metal che ho in base. Però non è che sia così conveniente. Visto che mi servono anche queste large stone, cominciamo a scavare anche le large stone. Tra l'altro ho i repair kit, sì, dai, un paio ne ho, quindi posso riparare un paio di volte sto piccozzo mentre siamo per strada. Allora, devo dire che più gioco questo mod, più mi piace. Il problema è che i numeri che hanno deciso sono abominevoli proprio, cioè non si possono vedere sti numeri qua. 100 pezzi di pietra per aggiornare, cioè avete visto 40, cioè non ha nessun senso. Soprattutto magari all'inizio dove è anche difficile fare quelle cose. Cioè se adesso mi chiedi 100 pietre, dopo quante te ne servono? È un gioco survivor con farming e crafting, sì, è la definizione di 7 Days to Die proprio, Andrea. È survival crafting horde game. E questo mod spinge tutto un po' più in là e colma molte lacune comunque del gioco base. Perché nonostante questa rottura di maroni con questi numeri da ottenere per tutte le varie risorse, il gioco comunque si presenta abbastanza, cioè questo mod è abbastanza solido. E eventualmente più avanti vorrei provare anche Darkness Falls, però so che è uscita, tipo sta uscendo l'Alpha 21 e vedremo come questi dev hanno finalmente messo l'ultimo chiodo nella coffin, quindi nella bara di questo gioco. Purtroppo, come molte altre situazioni, vedasi ArenaNet, vedasi Cloud Imperium and Co, cioè proprio questi dev non sono in grado di capire i giocatori, di capire il gaming. I loro stessi giochi non sono più in grado di farli. Ok? Dai, cadi giù, vieni a farmi compagnia qua, zomba. E proprio non ascoltano, io non capisco perché prendono certe decisioni poi.
il disagio mentale proprio, non so cosa sta succedendo dentro queste case software house, ma noi vediamo questi modder, questi ragazzi, giocatori come noi che hanno un po' di competenze poi anche nel modding. Cazza bubole, ragazzi, perché è... vedo il giorno in rosso con un teschio rosso? Sarà mica notte di Orda? Cioè, io ho messo l'orda ogni 30 giorni, ogni 28 giorni, ogni 4 settimane. Siamo al giorno 19. Come cavolo è possibile che ci sia un'orda oggi? Allora, nel dubbio... Cioè, o non capisco. Che cavolo è quell'icona con quel teschio là sopra? Non lo so. Vediamo se mi dicono qualcosa. Qui. Ok, devo costruire il recycler allora per recuperare quelle cose, ok. Alternativa ammo, vending machine, airdrop, speed, delay, sensor and rings, hot weather, spending skill point, bedroll, activity map, campfire, farming. Ok, questo è un po' la guida del gioco. Temo a quanto siamo arrivati qua intanto, dai, non ci incischiamo. 60, dai, sono già a metà strada per fare l'iron che mi serve. Allora 8,40, beh, temo di sì. E mi sa che questa partita vedremo anche la prima orda a questo punto. Non lo so. Comunque sono le 9 di mattina, dai, abbastanza presto. Ho fatto anche level up e ho 2 skill points. Ok, non so veramente dove spendermeli. Ok, sì, temo che sia proprio l'icona che ci ricorda che oggi è giorno di Orda. Non chiedetemi perché. Ok, piove. Dai. Ok. Vediamo di andare a scavare il più velocemente possibile. Dai, manca poco. Ah, tra l'altro ogni tanto troviamo anche del rame, copper ore, quindi del materiale grezzo di rame. Ma quanto divertente, ma quanto mi diverto a scavare sottoterra. Terra 85, dai. Ok, abbiamo abbiamo rotto il piccozzo. Sega sbrega e il picon, che tra l'altro il piccone in Veneto, non so nelle vostre regioni, ha molti significati, soprattutto l'azione che fa il piccone, cioè se piccone è sostantivo, il verbo è identifica un'altra attività umana, così per dire. Non lo so ragazzi, cioè, bisogna pure tenersi occupati mentre si fanno queste cose in gioco, cioè... boh. Ok. Come parlavamo anche l'altra volta, giustamente Andrea, che dicevi anche te, se chiedi numeri alti, droppa numeri alti. Se no, chiedi numeri bassi, droppa numeri bassi. Si chiama balancing. In questo modo, purtroppo, mi devo rendere conto, è un po' sbilanciato in questa cosa. Per ovviamente ovvi motivi di rallentamento artificiale della progressione all'interno del gioco. Se io tiro 2 picconate ad un pezzo di ferro qua e faccio 100 iron ore, che senso ha scavare la miniera o cose del genere? Cioè, in mezza giornata ho costruito di tutto. Quindi, ovviamente, per motivi di gameplay queste cose vengono ovviamente rallentate senza nessun motivo.
Ok, anche visto il peso, perché se voi mi dite che questo è il ferro che strapolo da di qua sono delle pallette microscopiche di ferro, posso anche capirvi, però non pesano così tanto, allora capisco che mi servono 100 piccoli frammenti per riuscire a fare magari un lingottino grande così di ferro, e per un lingottino grande così di ferro allora non è che ci faccio tanta strada, me ne servono magari 5 per fare un'accetta, come abbiamo visto prima, comprensibile, cioè, beh, il balancing. Ma se mi dai un lingotto grande così, l'icona del lingotto grande, oh, si è spenta la torcia, e con un lingotto grande così sinceramente faccio molte cose. Ok, comunque 125 de ferro, abbiamo tutto il ferro che ci serve. Devo andare a trovare anche il cemento che non ho, e ovviamente siamo overweight, vedete, e anche di abbastanza. Vediamo, cement. Ah, giustamente, ovviamente. Sempre il solito serpente che si mangia la coda. Ok. Allora, adesso siamo anche overweight, quindi vediamo di andare verso la base velocemente. Mentre corro alla base, vado anche a guardare la chat. Esatto, è un discorso per rallentare tutto, però farlo troppo simulativo poi alla lunga rompe. Assolutamente d'accordo. Che ci vuoi fare? È così, allora. Giustamente Andrea, hai ragionissimo, concordo pienamente. Alla lunga rompe sta cosa qua. Ok, magari evitiamo di andare troppo overweight, perché tanto la miniera di sassi ce l'ho anche in base. Allora, adesso oggi, se è davvero c'è l'orda, alle 15 circa, 14, massimo 15, voglio volare dal vendor e dal trader e prendere una missione su un edificio e fare il cheesing dell'altra volta che abbiamo visto. No, virus, lascia lì, lascia lì. Ok. Che poi è veramente strana sta cosa, non me l'aspettavo che oggi fosse giorno di orda. Se mettete orde ogni 28 giorni, 19 è diverso da 28. No. 7, 14, 21, 28. No, 7, 14, 19. Ma boh. Ci sarà un motivo per questa cosa, non ne ho la più pallida idea. Allora, adesso dobbiamo trasformare tutto l'iron ore in iron ingot, quindi 65 sarà il nostro risultato. E oddio, temo di aver forse sbagliato i conti. No, me ne servono altri 120, ragazzi. Non ci posso credere. Vabbè, adesso proviamo e vediamo cosa viene fuori. Nel frattempo mettiamo via le risorse che non ci servono. Allora, arriviamo a 20 e vediamo cosa succede a 20. Mi sa che a 20 ne facciamo solo 10. No, a 20 ne facciamo 20. Dai. E allora forse mi servono un'altra sessantina di... Butto via un po' di scrap metal, dai. Ok. Ok, allora con questi abbiamo praticamente finito. Andiamo ai prossimi 10 e vediamo, perché mi servono anche 30 di... pure il drop c'è. Oggi è giornata atomica. Vedete, con 10 quante posso farne? 5. Cioè, con 10 lingotti non faccio 5 piastre di ferro, ne farò il doppio. Un lingotto è una cosa grande così, ok? Quando lo batto viene fuori grande così, ok? Al limite 1 a 1. Ste numerazioni sono veramente, veramente, veramente pessime.
Perché ho 30 di questi? Non volevo far... Sì, giusto, scusate. Mi ero perso io. Ok, 25 siamo riusciti a farne. Ok, quindi arriviamo qui a 17. Quanti posso farne qua? 10. Con 100 scrap iron faccio 10 lingotti. Ok, con 10 lingotti faccio... Anzi... Con 9 lingotti... Più 17... No, devo rifarmi dei conti. Ok, no. Devo fare questo anche 10 e devo farne anche un altro, quindi qua. Zomba, non è il momento zombie, ma proprio no. No, c'è la orda, c'è una mini orda. Vabbè, mentre craftiamo andiamo a prenderci un po' di expo. Via 1, via 2, via 2, via 3. E che pallottole con sta stamina. Vabbè, almeno hanno droppato. Perché in teoria io avrei dovuto costruirmi una base contro l'orda tra un po'. Perché non era oggi. Vabbè, siamo messi male e... Vabbè, e siamo messi male, non ci sono altre cose da dire. Allora, vediamo qua, ok, 11 lingotti fatti. Ok. Allora, quanto possiamo farne? Altri 6. Ok, ovviamente mi viene su anche la fame. Ok, comunque tutto cervellotico sì. Allora, diciamo che non è bruttissimo, ma i numeri sono folli. I numeri sono folli, è proprio... Se abbassassero un attimo e ribilanciassero sta cosa sarebbe meraviglioso questo modo. Perché adesso non ho abbastanza cose, devo tornare di là. Ok, tra l'altro l'ingot mold che vedete qua, che non avevo l'altra volta, si fa qua. Tanto per dire, ok? Eccola qui, vedete? Brick mold, ingot mold, plate mold. Scusa, plate mold? No, non è una cosa che posso aggiungere qua. Che cavolo serve la plate mold? Servirà forse qualche altra station. Ok, guardate, ci mancano solo 5 iron plate. Sacrifichiamo un altro po'. 5 iron plate vuol dire 10 lingotti. 10 lingotti vuol dire 100 scrap iron, che ovviamente non abbiamo. Quindi fancuffia. Ok. Non riusciremo a fare questa cosa oggi, ve lo dico già. Anche perché a questo punto che ne sono 14, è tardi. Devo recuperarmi la mia pistoletta. Ok, perché non mi fido assolutamente di questo gioco. Ok, con i proiettili. Ok, mettiamo via tutto il peso aggiuntivo. Beviamo un paio di bozze d'acqua. Ok. Ok. Un po' di resina me la voglio portare dietro, però come anche un po' di erba, non si sa mai. La carne qua non mi serve, posso metterla via, ok. Ok. Allora.
Che casino, che casino, che casino, che casino. Che casino, che casino, che casino, che casino. Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Allora, ripariamo questi. Ripariamo questo. Ripariamo questo. Ripariamo questo. No. Ripariamo questo. Ok. Mettiamo via... Cavolo. Mettiamo via questo. Mettiamo via questo. Ok. Dov'è il mio arco? Eccolo qua. Ok. Chiudiamo baracca. 15:00, tardissimo. E partiamo. Perché? Perché ho davvero dalle 15 alle ore 22 per vedere cosa succede. Adesso che cos'è? Se ho tutto quello che mi serve, ho tutto quello che mi serve. Se non ho tutto quello che mi serve, so fregato. Ecco, uno di quei robi dissi, Andrea, mi servirebbe. Allora, What do you want from me? qualcosa di vicino, qualcosa di vicino. Joyce Carlot I need that. ha un tetto. Awesome. Ok. Dai, facciamo i bravi. Chiudiamo la porta. Quanto distante è sto posto? 300 e qualcosa? Sì, dai, 300 metri dovremmo riuscire ad arrivarci, anche per poi ci serve il tempo per distruggere gli accessi al tetto. No, non l'ho provato in questo mod, però quando parte l'orda ti sbatte fuori dalla base trader, proprio ti teletrasporta fuori. Non puoi vivere dal trader durante un'orda. A meno che poi in questo modo non abbiano modificato cose per cui gli zombie possono attaccare e aggredire anche la base del trader. Non ho provato, quindi sinceramente non saprei. Magari, ecco, in una partita prossimamente metterò un creative mode e proviamo un po' tutte queste cose qua. Ok, vedete, quella è la nostra destinazione. Devo tornare alla base. (16:05). Ma perché? Ma perché? Ok, sprechiamo un po' di caffè. E speravo di riuscire a fare anche la bicicletta, cioè per quello ho messo l'orda un po' più avanti. Secondo me l'orda ogni 7 giorni è una porcata dentro questo mod, perché è troppo. Però vedremo un attimo cosa viene fuori. È qua la base, virus, svegliati. Ti ricordi neanche più dove hai piazzato casa? Dai. Perché faccio tutta sta menata di roba? Mi sa che mi servono anche questi. Tutti quelli che posso fare. 1. 4. 3. Ok, tutte quelle che posso fare. Non ho tempo di star qui ad andare ad abbattere altri alberi. Dai, 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 dai. Perché questi cubi nel gioco base potete costruirli al volo. Qui no, vi serve la crafting table per fare queste cose qua. Quindi quando andate a fare ste robe tipo quelle che sto andando a fare io ora, non dimenticatevi mai di quei cubi, sono fondamentali. Bloccate un accesso o quello che sia.
È tardi, è tardi, è tardi. Sono già le 17. Ho neanche 5 ore in game qui, che saranno circa 20 minuti, un quarto d'ora neanche di gioco, per poter andare a sistemare questa catapecchia e insomma verificarla e sistemarla. Tra l'altro mi manca anche parkour di livello 2, quindi è un po' un casino. Allora, perché puntavo tanto su quel discorso lì? Allora, ok, fatemi vedere una cosa. Questa vending machine è funzionante? No, ok. 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 Adesso devo liberare quest'area qua. Oh, l'arma più inutile del mondo. Uno pipe shotgun. Ok, ci sono zombie qua sopra. Ma va e vai. Eccola qui. Ecco qui quello che devo sistemare. Devo distruggere questo accesso. E sono via. Cioè, tiro 3 pugni, sono stanco, dai. Forse perché ok, quest'arma è troppo per il nostro livello. Via. Ok. Vedete? Eccoci qui. Devo rompere questa cosa qua. E poi più o meno dovremo esserci. Ho quasi la sensazione che faremo una brutta fine, così a naso un po' anch'io. Se stasera c'è l'orda, non sono assolutamente preparato. Sì, sentite che comincia già. Sì, allora, quell'indicatore lì è l'indicatore di orda. Ah, guardate quanto tempo ci vuole per smontare una scala. Il problema è che vorrei farlo anche con questo pezzo qua sotto. Perché diciamo la prima orda di solito... No, non voglio dirlo. Non voglio dirlo. Però sta cosa mi fa un po' girare i maroni. Dopo magari controllerò le impostazioni perché deve essersi impiantellato qualcosa o non lo so. O magari c'è un limite che non potete travalicare. Ah, ok. Cioè... Ok, vabbè, meglio così. Nel caso me la ricostruisco. E lo trovarono morto il tentativo. Attaccato col piccozzo così. Là. Ovviamente adesso ho tirato 3 picconate, mi viene fame. Beh, come nella realtà, no? Quando picconate, dopo vi viene fame. Quando usate il piccone che state rompendo rocce nel giardino. Eccolo qua, lo sapevo. Vedete, se non avessi fatto quella cosa lì prima, adesso sarei stato completamente fregato. Ok. Qua direi che ci siamo. Non mi pare che ci siano altri accessi a questo tetto. Ultime parole famose.
Ok. Oh. Là. Giusto per non cadere di sotto in caso. Qua c'è qualcos'altro che può arrivare su, non mi pare. Ci sono altre scale che portano qua, esterne. Non sembra. Nel frattempo stiamo facendo anche un po' di materiali. Che ore sono? 19:40. Dai. Non facciamoci spaventare dai lampi e dai tuoni. Abbiamo ancora un po' di tempo. Però sì, questo voglio scassarlo anche di più. Non si sa mai. Dici, ma Virus, sei caduto giù? Sì. Ok. Andiamo a mangiare qualcosa. Questo non mi piace, però se sono salito io possono farlo anche loro. Ok. Ok. Vabbè, non importa. E adesso aspettiamo che arrivino le 22 cercando di distruggere questa ambulanza. Allora, ce la faremo a distruggere l'ambulanza prima dell'orda? O l'orda arriverà prima che abbiamo distrutto questa ambulanza? Allora, non è sbagliatissimo che sia così difficile scassare un veicolo, eh? Per carità. E anche spostarlo, ovviamente. Freni, magari ruote con i freni bloccati o quello che sia, quindi non mi lamento della cosa. Grazie Andrea per la tua positività. Sono momenti di suspense. 20:35. Allora sì, dovrei riuscire a distruggere questa ambulance in modo da ridurre. Però allora, visto che qui siamo così, qui ci hanno altro modo di salire qua su. Da quella macchina per esempio? No. Da quel coso lì? No, non dovrebbero riuscire a salire. Bene, bene, bene. Allora impazziranno, cercheranno di distruggere tutto qua sotto. Bene, bene, meglio per noi. Finché distruggono l'edificio e non noi. Ok, 20:52. Dovremmo farcela giusti a scassare questo veicolo. Come non detto. Non farmici neanche pensare, Andrea. Si scassa l'ambulanza, cado di sotto alle 22:00. Ok, intanto siamo diventati bravi minatori. Dai, perché se passiamo stanotte in teoria forse se troviamo del cemento dovremmo poter riuscire a finire l'artisan table. Che poi il trader dovrebbe avere anche dei materiali da comprare, se non mi sbaglio, quindi penso di poterlo comprare anche dal trader il cemento. 21:16. L'ultimo quarto dell'ambulanza. Proprio veramente stiamo arrivando al secondo. Giusto per fare una panoramica intorno, perché per il momento stiamo guardando solo la ambulance. Giusto, picconiamo le ambulanze.
Piccolo trucchetto, no dai. Dai che ce l'abbiamo fatta a starcene qua sopra. Allora io mi chiudo in questo buchetto e spero che non siano troppo cattivi con me. No! Non ho riparato la pistola perché non potevo ripararla ed è l'unica arma da fuoco che ho, a parte il pipe shotgun che fa questa fine qui. Ok, 3, 2, 1, 0, si comincia. Eccoli che arrivano, sì sì, era proprio notte di Orda. Sparita nell'etere, esatto, l'abbiamo completamente smantellata ed è sparita. Tra l'altro vedete come sono ingarugnati sti zombie. Una delle cose orrende che hanno fatto i dev è proprio stato dargli la possibilità di vedervi e di cercarvi anche se siete in stealth durante l'orda. Cioè gli zombie dell'orda vi trovano sempre e comunque. Cioè non c'è modo proprio di impedire a questi zombie qui di venire a cercarvi e di farvi la pelle. Una volta si poteva passare in stealth l'orda. Andiamo su un po' la nostra abilità con gli archi. Ah, maledetto, ha corso. Ok. Dai, sono abbastanza però. Vedete quando li guardate cominciano a muoversi, Sneaking è anche migliorato, non chiedetemi perché. Le frecce vanno via come l'acqua. E non è neanche morta, maledetta. Cerchiamo di diventare più bravi con arco e frecce. Cioè, vabbè, mancata. Con i piedi, dai, l'ho mancata di nuovo, non ci posso credere. Là. Avete visto come si muovono? Appena li inquadrate si muovono. Cioè il gioco proprio li muove così. Stanno spaccando un paletto là. E quante frecce ha quel tizio là? Ne ha almeno 4 o 5. E finalmente muore. 2 milioni di frecce per ogni zombie. Usiamo un po' di proiettili adesso, va dai.
tanto ne ho un po'. E quale occasione migliore di un'orda per sparare? Di solito le prime noti sono pochi, ma essendo che siamo su un giorno un po' più avanti, guardate, hanno veramente scassato tutto. Cioè fanno più danni loro a mani nude che non noi con un'accetta. Cioè, vuoi che è un'accetta di pietra, ma voglio dire, sasso versus mano, voglio vedere io chi si rompe prima. Piano di non cadere giù. Cioè, sono mezzanotte e 40, questa menata va avanti fino alle 4 di mattina. Oh, gli ho fatto anche un headshot ed è ancora in piedi. Che fine ha fatto il discorso? Sparategli in testa! Tra l'altro posso recuperarmi anche dei mattoni da lì. Cioè, avete visto? 2 headshot, non gli ho tolto neanche il 50% di HP. Questo è un po' un problema di 7 Days. Ma non solo di 7 Days, di anche molti altri giochi con gli zombie. Cioè, hanno troppi HP. Guardavo anche DayZ, soffre veramente lo stesso problema. Veramente non riescono a capire che questi cosi sono carne marcia e carne morta. Cioè, non è che possono avere 3 milioni di HP, una volta che gli tiro un colpo in testa, fine, con qualsiasi calibro, che sia una freccia, che sia un sasso, una fionda o quello che sia. Ah, ragazzi, scusate una cosa, non ne posso più. Là. È di una fastidiosità sta musica di base sotto durante l'orda che va avanti per così tanto tempo, che è una cosa allucinante. Ah. È ancora in piedi. Oh, l'ho preso, headshot pieno. Ok. Penso che si stia calmando un po' la situazione lì sotto. La prima orda di solito non ha respawn infinito di sti cosi. Che dite? Beh, facciamo un po' di pulizia fin dove possiamo. Wow! Ancora in piedi! Guardate cosa hanno scassato lì. Vedete, i dev hanno capito che i giocatori facevano cheesing, quindi mettevano una plate qui e gli zombie non riuscivano a distruggere niente. Adesso gli zombie distruggono sempre il terzo cubo dal basso, scusate.
in modo da impedire le basi, quelle volanti, si dicevano. Ah sì, buttiamo via tutti i colpi che abbiamo, tanto chi se ne frega. Nel gioco normale non li uso. Beh che non ho... Ecco, vedete? Boh, vabbè. Non entro ulteriormente in argomento. Comunque l'orda praticamente l'abbiamo finita e siamo riusciti anche a portare a casa baracca e burattini. Devono esserci un altro uno o due, no? Di più. Ok, l'orda è finita. Vediamo quanti danni hanno fatto qua sopra. Ovviamente non posso recuperare praticamente nessuna delle frecce che ho usato. Ok, e hanno, diciamo, praticamente demolito quasi tutta questa cosa, ma chi se ne frega, tanto a noi ci basta premere un tasto e via. Quindi, e vai, oh yeah, fancuco anche a questa schifo di orda fatta in questo modo qui. Quanto più bello era magari cercare di nascondersi. Non puoi affrontarla, mi nascondo. Ok, voglio affrontarla, la affronto. Cioè, che problemi ci sono? No, hanno dovuto fare di tutto i dev per impedirvi di giocare il gioco a modo vostro, fondamentalmente. Quindi non sorprendetevi della cosa. Ok, però da quello che ho visto io questo è un buon cheesing, quindi se non avete voglia di star lì a costruirvi la base, a smenarvela con sta roba qui, prendete un POI con una missione, vi ci piazzate là sopra, state lì e aspettate che i mostri cerchino di distruggerlo. Potete stare proprio anche AFK proprio. Oh, bello sto poi. Sì, mi sa che devo liberarmi. Scrap metal. Carbone. Meglio di uno zombie. Ok. E comunque notate che nessuno di quegli zombie ha droppato almeno un sacchettino. Quindi ho investito quasi più di un centinaio di proiettili, una gozzillionata di frecce e cose del genere per tornare indietro con cosa? Un po' di exp fondamentalmente. Quindi il trading, il gioco non vale la candela, ok? L'orda vi richiederà sempre più risorse di quelle che... Pensa se hanno distrutto tutti i piloni portanti e casca il tetto. Sì, esatto, può succedere Andrea, può succedere. Infatti bisogna starci un po' attenti a quel discorso là. Ed è proprio per quello che gli zombie attaccano i piloni, perché i giocatori una volta non lo facevano, miravano solo al giocatore e quando lo trovavano, perché finché non ti trovavano nessuno veniva a prenderti. Ok, tra l'altro perché sto camminando così? Perché l'orda è finita, nei primi giorni potete camminare al termine dell'orda, non ci saranno altri zombie in giro per la mappa, ma proprio lo zero totale. Dove schifo, non ci posso credere, non ci posso credere. Ma noi siamo stati circa previdenti. Ok, adesso viene giorno, ok, grazie gioco. Posso mettere questa scaletta dove dico io? Quindi dicevo, di notte potete andarvele, se riuscite ad uccidere tutta l'orda. Più avanti andate, l'orda a un certo punto diventa infinita, quindi finché non arrivano le 4 di mattina il gioco continua a riversarvi contro sti cosi qua. Cioè è veramente una palla di dimensioni allucinanti. Ok? Anche perché il gioco ha tolto tutti gli strumenti divertenti con cui affrontarla. Una delle cose belle di una volta era proprio fare queste basi automatiche che andavano a falciare via gli zombie. Ok, e cosa ci dà? Oh, ammo crafting bundle. Ok, oh, del pane e una patata. Oh, una patata, insomma, si dice mai di no, una patata.
Chi c'è qua? No, mi sono rotto. Ok. Ah, funzionano questi cosi. Va bene, allora non posso correre. Quindi ragazzi, per i prossimi 8 minuti... Ok. Per i prossimi 8 minuti andrò in giro camminando. Non vogliatemene, ma è così. Tra l'altro, se non ricordo male, c'era un tasto per l'autorun una volta, forse, non mi ricordo. Andiamo a vedere un attimo sui controlli. Options, controls, movement. No. Quindi mi tocca tenere premuto il tasto andando avanti via 2 all'ora. L'autorun è una cosa molto comoda, dev mettetela. Che due pallottole sta cosa. Per questo voglio mettere anche un po' di parkour. Perché non stanno in cielo né in terra che scendi da una scala e ti sloghi una caviglia. Cioè siamo in un gioco, dai. E la cosa allucinante è che io mentre faccio questa cosa qua, che non posso camminare perché se solo cammino e corro, ok, quei 7 minuti aumentano, ok, non posso fare altro. Perché non è che tipo apro un inventario e faccio qualcosa mentre vado in autorun. No, devo star qui a far sta menata. Vedete proprio come i dev, non parlo dei modder, modder hanno comunque risorse limitate, tante volte non ci pensano a queste cose qui, ma voglio dire proprio i dev sono completamente disconnessi dai giochi e dai giocatori. È una cosa che mi manda i matti proprio. Cioè l'idea è anche bella, ma sono questi dettagli che trasformano un gioco da una boiata a un bel gioco. Ok? E purtroppo 7 Days to Die su questi aspetti qua resta una boiata. E non c'è mod che tenga che possa sistemare queste cose, purtroppo. Cioè bisognerebbe rifare il gioco proprio da zero. Non si può. A sto punto rifaccio il gioco. Cioè, che senso ha? Anche qua, che senso ha fare mod così estesi? Non lo so, vabbè dai, sto blaterando perché tanto non posso fare altro se non camminare come uno zoppicante, claudicante sul sopravvissuto, perché se corro quel contatore lì va anche fuori, va ancora di più fuori scala di quello che è. Comunque 150 metri alla nostra destinazione, pian pianino, con calma ci stiamo arrivando. Vediamo se troviamo qualche risorsa nel frattempo. Dai, già 3 minuti sono passati da quando mi sono slogato la caviglia, ma ci sono anche delle cassette della posta là, potremmo andare a vedere se c'è qualcosa. Tra l'altro non posso saltare, non posso fare niente che riguardi le gambe oltre che camminare, se no appunto quel tempo lì aumenta di nuovo e non voglio. Ah, che fortunella. Vabbè. Meglio di niente. Niente. Vedete? Oh, c'è una farmacia lì. Potrei andare a vedere. Ho uno splint da qualche parte. Li ho proprio rotti tutti e buttati via. Vediamo se posso farne uno di fortuna. Ah, mi serve un duct tape. Non ho un duct tape. Quindi attendiamo 4 minuti. Ma poco male perché tanto ho un po' di cose da recuperare qua, almeno credo. Perché vediamo se può essere utile. Non lo so in questo modo se questa cosa può essermi utile o meno. No, non posso usarla per... cioè...
Questa cosa è anche nel gioco base. Speravo che i modder l'avessero fissata, ma no. Apparentemente no. Ok, questo ovviamente non mi serve. Non premere il tasto di corsa veloce, virus. Non farlo. Scusate, questi cosi di cosa sono fatti? Ah, di mero legno. Questi no. Questa è pietra. Ok. E hanno scassato tutto gli zombie qua. Vabbè, dai, mi hanno lasciato una poltrona perlomeno. Recupero un po' di pelle che ne ho poca. Ma cosa mi hanno lasciato qua? Un file cabinet locked. Ok, very easy. Che poi i dev sono stati anche poco buoni. Perché ogni volta che rompete il grimaldello si resetta tutto. Quindi anche se avete trovato più o meno la posizione da aprire, ok, allora io vi sconsiglio di fare questa cosa. Cioè dategli due picconate. Ecco, la prossima diretta sarà il gioco della picconata, il gioco dei picconi, il gioco delle picconate o qualcosa del genere, perché qui prendiamo picconate tutto, cioè... Per fortuna che era very easy, A volte proprio non li capisco queste cose, però vabbè. Prendiamo quello che viene. Si sono proprio divertiti sti mostri a sfasciare tutto. Scusate, ho un po' di sonno. C'ho fame di nuovo. E mezzo. E questi invece sono i mostri della casa, i resident mostri. Ovviamente tipo Resident Evil, da dov'è che viene fuori? Il male residente, il male del posto, il male della casa, di quello che sia, non lo so. Dico cose a caso, non mi passa niente. Oh yeah, ho trovato quello che mi serviva. 45 secondi ancora, poi andiamo a resettare sto POI e finiamo la missione. Brutti questi effetti. Lo volete capire? E allora? Pelle... Ah ok, quello era tutto uno. Ok. Macchina del caffè è vuota. Qui cosa c'è? Oh, un po' d'acqua. 20. Ok, dopo la beviamo. Allora, vediamo cosa troviamo qua. Ok, facciamo 10% di più di danni con queste. Bene, usa un medikit. Medikit, vero? Sì. Uno scrap shotgun e 10 556. Non so perché questi due sono assieme, vabbè, non importa. Allora, vediamo qui cosa troviamo. Oh, bene. Delle cose che ci servono, bene. E a questo punto, tra un po', ci divertiamo anche. Allora, picconare è sempre la migliore via di fare tutto. Dai 2 picconate e passa la paura. Assolutamente d'accordo.
Oh yeah! Finalmente! Una recipe utile. Beh, diciamo che all'inizio tutte le recipe sono utili. Quando non sapete fare niente, riuscire a fare qualcosa è meglio di non saper fare niente. Ok. No, speravo nella workbench. Comunque, vabbè, mechanics table. Non mi lamento. Usa. Ok. È anche un coso per la bicicletta. Mi piace. Vediamo il cestino cosa ci dà. Ah, ok. Andiamo a recuperare anche un po' di acqua. Ok, e siamo overweight, ovviamente. Le frecce de ferro. Guardate, la pistola si è praticamente devastata. Adesso la rimetto anche via perché tanto non mi serve assolutamente a niente più. Ok. Ok. Non è che non l'ho presa. L'ho proprio... Cioè, vabbè. Ok, mi sa che questa missione non la finirò stasera, la rifarò fuori diretta. Tanto avete visto il POI e via. Adesso mi serve del concrete, del cemento, che ovviamente non ho questa. No, perché ce n'è una meglio. Secondo voi qui cosa mi dà cement? No. Mi serve il concrete mix già fatto, non mi serve quella roba là. Se avessi il mixer, con questo potrei fare quello, ma non ho il air mixer. Ok, allora, vediamo anche di mangiare qualcosa, va, che... Ok. Di cosa posso liberarmi? 15, 10, queste, dai. Questo. Ok. Boh. E avanti. Mamma mia che sonno, ragazzi. È proprio, mi sa, ora di andare a finire gli ultimi ritocchi e poi andare a terminare la diretta. E sì, come ne parlavamo, lasciamo perdere, va. Per la prossima volta vedo di finire l'Artisan Table e cominciare a fare la nuova base. Purtroppo questa sera non mi aspettavo di trovare l'Orda, perché sennò ovviamente avrei intitolato la diretta e Missioni e Orda. Purtroppo così non è stato. Mi ha un po' sorpreso perché l'avevo appunto, ribadisco, messa l'Orda l'avevo messa a 28 giorni, non a 19. Vabbè. Comunque, come avete visto, anche se ci ha preso in contropiede, ce la siamo cavata abbastanza bene, quindi la tecnica di cheesing dell'Orda funziona anche dentro questo mod. Funziona l'autopick? Very easy, autopick chance 6%. Quindi ha senso mettere quella cosa là. Cioè... Ah sì, aspetta, perché ho solo 4 colpi in canna qua. Cioè, in canna, caricati. Cioè, alla fine fate prima veramente a picconare le cose, come dicevamo prima. Cioè, no, non ce n'è. Se non avete skill in lockpicking, qui proprio è difficile il lockpicking. Dimmi che ne valse la pena. No, non ne è valsa la pena. Ok. A questo punto, sinceramente, andrei verso il trader. Ma va. Ah. Mi dimentico sempre di mettere quell'icona lì.
Ok, dai ragazzi, niente altro da fare, non mi resta se non finire di trovare le ultime risorse per potenziare di nuovo quella stazione, e una volta potenziata la Artisan Table al tier 2, allora potrò fare un land claim block e finalmente andare a selezionare un luogo ove piazzare la base. Ok, quindi boh. Stasera non ce la facciamo a farlo perché mi mancano le risorse, abbiamo dovuto affrontare anche tutta l'orda, quindi niente, purtroppo sarà per la prossima volta. Che eventualmente vediamo se farò una diretta straordinaria. Mi perdo sempre la mia casa. Non lo so. Prendiamo quella, è troppo grande. Prenderei quella o questa. Non mi serve una roba abnorme. Cioè, veramente, il base building non è proprio la mia cosa dentro 7 Days. Ci ho provato ogni tanto a darmi a costruire un po' di basi, per carità. Alla fine la trovo un'attività talmente noiosa e inutile che proprio non mi va proprio neanche di perderci tempo sopra. Così per dire. Allora, andiamo a depositare quello che possiamo depositare. Vedete, mi mancherebbero 9 di questi, i 25 di questi e i 30 di concrete mix che non posso ancora fare. Perché non posso farli? Perché ovviamente mi serve il mixer. Per fare il mixer mi serve la recipe. Per fare la recipe o la compro se la trovo o la trovo se la trovo, se no mi servono 400 addirittura datacosi, e questo non è un problema, 10 iron plating e un compact engine che ad ora non ho ancora visto praticamente da nessuna parte. Quindi Undead Legacy, ragazzi, sappiamo che è un gioco lento e molto più lento della versione vanilla del gioco. Ha queste cose delle crafting station, research station, che sono belle e anche fatte abbastanza bene. I materiali, la quantità i numeri sono fuori scala, soprattutto all'inizio. Non so se cioè, anche solo per fare il primo base block che bisogna fare questa cosa a livello 2, non chiedetemi tutte ste cose. Quando mi hai chiesto 210, ok, quante vuoi chiedermene? 80? Dai, 10, 10, 10, 10, 10, sei a posto. Ok, anche perché è l'unico posto dove io posso fare un land claim block. Vedete? E addirittura mi richiede 50 iron plating. Quando il gioco di altri 25 concreti, quindi devo fare anche il mixer, non c'è storia, quindi vabbè. Quindi questo è un po' il mio pensiero. È un po' sconfortante questa cosa perché quando avevamo iniziato questo mod era iniziata molto bene l'avventura. Purtroppo più avanti vado col gioco peggio la cosa diventa. Ovviamente uno non pretende di aver tutto tac tac e subito in poche ore di gioco, ma considerando che le dirette durano 2 ore, abbiamo già fatto, questa è la terza diretta, sono già 6 ore di dirette in gioco, più le ore che ho investito a parte fuori, che sono un altro tot di ore per portarmi un po' più avanti. Diciamo che in 10 ore di gioco non riuscire a poter costruire una base perché non ho abbastanza materiali o mi serve da costruire, no e no. E da questo punto di vista ha ragione il gioco vanilla. 5 pietre, ti fai land claim block, ti prendi il coso. Cioè, voglio dire, nessuno mi vieta di entrare dentro quella casa e spostare tutto e dopo in un secondo momento mettere il land claim block. Per carità, respawnano gli zombie. Se sono in un server con questo mod caricato dentro non ne parliamo, ok, perché mettete la roba lì ed è praticamente alla mercé di tutti, quindi non andrete mai avanti da nessuna parte. A quel punto giocate a DayZ, cioè se devo rompermi i maroni così tanto, a sto punto vado dentro DayZ, secondo me mi diverto anche di più. Almeno sparo, corro veloce, non ho tutte ste menate da starci dietro e via. Quindi bella l'idea, pessima diciamo il bilanciamento
della cosa. Per il resto hanno fatto delle cose belle, posso comprare degli elicotteri veri, posso prendere i veicoli, ok, oh yeah, strafigo, ma quante ore mi serve per arrivare fino a 200 ore? 100 ore? Ragazzi, ragazzi, ok? Dev, dovete capire una cosa, non sono più gli anni 90, primi 2000, quando c'erano 4 titoli in croce da giocare e ovviamente si dedicava il tempo a quei 4 titoli perché c'erano solo quelli. Adesso ne abbiamo molti di più e le ore che possiamo dedicare ad un singolo titolo sono molto meno. Quindi vedete di ottimizzare certe cose, evitate di farci perdere tempo con certe boiate, che un po' ne abbiamo viste, e evitate di mettere sti numeri assurdi dentro i cosi. Ovviamente nessuno ci vieta di aprire gli XML di questo mod e modificarli a nostra volta. Sono dei file XML che decretano questi punteggi, quindi, ma devo farlo io? Cioè, chi sta facendo questa cosa non ci arriva che è troppo? Quindi non lo so. Proverò a dialogare un attimo con gli sviluppatori nel Discord, sono iscritto e registrato lì, vedremo cosa mi dicono. Quindi, detto questo, ragazzi, ho il Gargarozzo che è più riarso del deserto del Sahara. La tazza ormai sta finendo. Come dicono a Roma, si è fatta una certa. Poi Andrea mi correggerà in chat se non ho detto una boiata o meno. E come diciamo noi, è ora di andare in letto. E quindi su queste note, su queste riflessioni di fine partita, dove tutto sommato siamo andati anche abbastanza bene, non sono ancora morto, ok, giusto per... gioco, ok, giusto per dire, non sono ancora morto, le mie deaths sono ancora a 0 e abbiamo già ucciso ben 486 zombie, ok, abbiamo un po' di punti da ridistribuire, non so se già cominciare a mettere qualcosa su parkour o tenermeli per qualcos'altro, perché per arrivare a parkour che mi serve 1 più 3 4 livelli, mi servono 5 livelli per fare questa cosa di parkour. Ok, grazie Andrea per la conferma, esatto, si dice così, dai. Bene, almeno non ho detto l'ennesima boiata della serata, dai. Bene, ragazzi, vado a sistemare l'inventario, poi vado a nanna. È ora di terminare questa partita su 7 Days to Die e tra poco ci saranno delle novità. Vi dico, stiamo macinando qualcosa dietro con qualche amico e probabilmente uscirà sotto forma di video. Non mi permetto di mettere in diretta altri veneti che giocano a giochi così. Potrebbero verificarsi, diciamo, situazioni brutali logopedicamente parlando, quindi così. Vabbè, dai, sto svarionando di brutto, ragazzi, sapete che faccio schifo nei saluti finali, è ora di andare a nanna. Grazie a tutti per avermi seguito, grazie a tutti coloro che hanno guardato il video, vi raccomando sempre ovviamente like and subscribe, dovrei dirlo anche un po' più spesso all'inizio perché l'algoritmo di Google vuole che noi lo diciamo, quindi iscrivetevi, mettete il like e la campanellina per tutte le notifiche e cos'altro. Poi scappano i Germano Mosconi in live. Sì, no, penso che ci saranno situazioni atomiche lì. E va bene, dai, ragazzi, questo è un po' un anticipo su alcuni contenuti che probabilmente arriveranno, non è ancora tutto sicuro. Come vi dicevo, non riesco a fare i video a partire dalle dirette, avrei voluto poterli fare, ecco, il mio personaggio si sta anche affamando da solo mentre che parlo, pensate a quanto sto parlando, e quindi purtroppo non riesco a fare i video da queste dirette. Avevo detto che probabilmente l'avrei fatto, non ho tempo di fare neanche questo, quindi come sempre lascerò la diretta lì. Ok, grazie ragazzi, buonanotte e Virus 101 vi saluta con il suo ormai consueto transmission out.